progetto nasce come un progetto marionette, nasce l'anno scorso, alla fine dell'anno 2024-2025, quando io e i ragazzi siamo scesi negli scantinati della scuola, ma solo in realtà velocemente per prendere del materiale che ci serviva per un altro lavoro. Lì abbiamo scoperto che c'erano un sacco di scatoloni, un sacco di cose avanzate dalle LIM, materiale che sarebbe stato mandato al macero e buttato via, e allora invece abbiamo scelto di farlo trasformare in una cosa che fosse più riutilizzabile e con uno doppio scopo. Uno di fare una cosa decorativa e uno per fare diventare questo, che vedi alle mie spalle, una scenografia. Una scenografia appunto per uno spettacolo che fosse fatto con marionette di cartone, che ha coinvolto molto i ragazzi di prima e seconda, che sono stati principalmente gli attori anche di questo lavoro, e i ragazzi di terza media però che hanno partecipato in maniera diversa. Cioè nel senso che hanno partecipato proprio alla scenografia, nella costruzione, sapendo che comunque non avrebbero visto lo spettacolo finito, cioè l'hanno visto nelle prove, ma non hanno partecipato veramente. Insomma, questo è un lavoro che poi mi viene lasciato, appunto riutilizzato dagli altri ragazzi, quindi delle seconde e delle prime, nei prossimi anni si spera, insomma, ecco. I ragazzi pensavano di non essere in grado di capire una cosa del genere, di capire una scenografia, di come farla, di come costruirla. Io vengo da un lavoro precedente all'insegnamento che era proprio fare scenografia, e quindi è stato divertente raccontare questa cosa in questa maniera, fargli vedere un ambiente grande che si può costruire anche con elementi materiali facili, recuperabili, come appunto le scatole di cartone, e farlo trasformare appunto in una scenografia di uno spettacolo teatrale. In questo caso abbiamo proprio scelto la marionetta perché fosse una cosa tipo un cartone animato. La difficoltà era immaginare questa cosa nell'insieme, e poi invece dopo accompagnandoli sono riusciti a capire e hanno capito che soprattutto le cose si fanno lentamente, cose che non sono abituati a fare, perché appunto questo è un lavoro molto analogico. Cioè i ragazzi hanno trovato soluzioni molto più facili di quelle che avevo pensato io magari. Quando ho pensato di dover decorare parti della scenografia, del paesaggio, per fare la sensazione che ci fosse l'erba, i ragazzi sono stati i primi a trovare delle soluzioni molto facili e dire professore, facciamo in questa maniera, seghettiamo tutti questi pezzi di cartone, mettiamoli insieme, e i ragazzi trovano soluzioni, perché comunque è una visione, una percezione differente da parte dei ragazzi di vedere le cose, quindi hanno quella capacità di vedere le cose non con le sovrastrutture che uno può avere perché magari ha sempre fatto in una determinata maniera. Riescono a osservare e a riuscire a trovare delle soluzioni innovative, insomma, ecco.